Allora, buonasera, buongiorno a tutti. Oggi siamo alla 18ª puntata, 10 aprile. Ho detto meno male, non mi hanno ricordato che ieri era la 17ª, insomma. Vabbè, volevo iniziare con un grande ringraziamento ai medici, ai sanitari tutti, e lo vogliamo fare di cuore. Siamo veramente tutti quanti compatti in questo, credo di rappresentare il sentimento di tutti i cittadini e proprio questo ringraziamento vogliamo estendere proprio ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari e lo vogliamo fare anche attraverso un video che è per forza di cose, diciamo, come posso dire, per forza di cose dimesso e rappresenta una realtà di una categoria, i medici, i medici chirurgici e odontoiatri della provincia di Venezia attraverso il presidente dell'ordine di medici che è Giovanni Leoni, il dottor Giovanni Leoni, un carissimo amico tra l'altro, ha visto tanto, però è bene sentirlo, sono 2 minuti e mezzo anche per omaggiare il lavoro che stanno facendo i sanitari. Facciamo partire il video del Buongiorno a dottor tutti, Leone. un saluto e un ringraziamento al sindaco Luigi Brugnaro, all'assessore Simone Vanturini, a tutto il comune di Venezia per il gentile invito. Sarà una Pasqua strana, una Pasqua spero irripetibile, con un bel tempo previsto, ma noi dovremo riuscire a rispettare le regole della quarantena, dell'isolamento sociale e rimanere a casa, eccetto per le persone che dovranno andare a lavorare, a cui finora arriva il mio saluto e il mio ringraziamento, anche in questi giorni festivi. Dobbiamo rispettare quelle che sono le regole dei nostri antenati, che con la Repubblica Serenissima, con la quarantena, sono sopravvissuti a 3 pestilenze. E la storia in questo caso insegna come. Il pensiero va a tutti gli operatori sanitari, ai medici e medici di medicina generale, che sono quelli che hanno dato di più negli oltre 100 medici che sono morti in questi ultimi mesi a causa del coronavirus. Persone che hanno scelto la professione sanitaria nei vari ruoli e che, nonostante il crescendo dei contagi, hanno continuato a fare il loro mestiere senza spostare di 1 millimetro le proprie convinzioni. Nel rispetto del loro sacrificio, vi chiedo di rispettare le regole della convivenza civile, della solidarietà, della tutela del più debole e di quelli che sono i valori fondanti di una società moderna. Lo so che è difficile, lo capisco bene, però dall'altra parte dobbiamo anche rispettare quelli che sono l'eredità dei nostri antenati, dei nostri nonni che sono morti a migliaia in questo periodo in tutta Italia. La generazione che ci ha dato la possibilità di vivere nel comfort, nel benessere dell'era moderna. Loro che sono venuti fuori dalla seconda guerra mondiale, hanno costruito questa Italia del dopoguerra e sono andati in un sudario senza neanche la possibilità di un conforto in questi funerali veloci che l'era del coronavirus ha decretato. Nel rispetto di tutte quante queste vittime e nel rispetto del lavoro degli operatori che ogni giorno tutelano le vostre vite, anche voi fate la vostra parte, ognuno nel suo piccolo per quanto riguarda la propria responsabilità. E alla fine di questo periodo, e questo periodo finirà, ognuno si riscoprirà migliore di quello che era in passato. Buona Pasqua a tutti. Beh, insomma, c'è da aggiungere proprio poche parole per ringraziare i medici. Ribadiamo l'invito, noi siamo in questo caso degli esecutori, dei soldati, di quelli che sono gli ordini sanitari nazionali della regione, ognuno faccia la sua parte, al di là delle proprie precise convinzioni. Io sono un sostenitore del fatto che bisogna che appena le autorità sanitarie decidano, ma insomma, si cominci a riaprire la filiera produttiva, perché
E assieme ai rischi sanitari che sono insomma, evidenti e segnalati dall'autorità, ci sono poi le certezze dei drammi economici che purtroppo rischieremo di non essere neanche in grado di superare in poco tempo, insomma, soprattutto una città come la nostra, parlo di città metropolitana, parlo di 44 comuni che sono comunque rischieranno di essere in ginocchio, per cui spero che appunto con la ragionevolezza che il governo vorrà appunto metterci insieme ai loro tecnici, ai loro uomini, ovviamente sempre mettendo davanti la sicurezza delle persone, però insomma ecco, come vanno avanti le filiere essenziali ci sta un po' pian pianino ricominciando a pensare di riaprire. Io penso che almeno le prime, le filiere produttive, quelle che rischiano di perdere magari poi il lavoro per sempre, perché la Confindustria tedesca, lo dico perché sia chiaro, insomma, la Confindustria tedesca ha fatto un appello alla Confindustria italiana, insomma, perché questa filiera che è in sintonia possa continuare a essere operativa, a riprendere, perché il rischio è che ci troviamo delle produzioni che vengano spostate in Polonia o in altri paesi che poi non ritorneranno in Italia. Lo dico, qui la classe dirigente ha una responsabilità specifica e ognuno appunto faccia la propria parte, come diceva il Presidente dell'Ordine dei Medici. Noi anche per onestà e per gratitudine rispetto ai tanti imprenditori, alle tante aziende che donano e che fanno attività di volontariato, di generosità, ce ne sono veramente tante, noi oggi vogliamo ringraziare il panificio Rizzo di Venezia e la ditta Crispo di Napoli che assieme hanno deciso di donare 80 kg di cioccolatini al personale medico e paramedico dell'ospedale Ciglia di Venezia. Avete già mandato il video? Dita, dita. Ok. Sì, 80 kg di cioccolata, non mangiatela tutta che dopo vi fa male, magari dividetela anche con gli altri infermieri, con i vostri bambini, insomma, lo dico scherzosamente, ma mi sembra veramente un bel gesto. Qui siamo al Civile Venezia e credo sia simbolico che le attività economiche, che sono anche loro fortemente penalizzate, insomma, dimostrino ancora una volta la grande solidarietà. Poi per passare a qualcosa anche di pratico, che io voglio tradurre le cose per come sono, e sono che domani vi attendono al varco, quelli soprattutto che hanno le seconde case, io vi avviso perché è bene che lo faccio, insomma, no? Se vi beccano, quelli che pensano di essere furbi o che, perché cioè, detto che capiamo benissimo il fatto di stare a casa e essere impazzire, cioè chi ha le case strette, piccoli, bambini, cioè, allora, detto che abbiamo capito, però sappiate che a piedi, se non c'è giustificato motivo perché uno va magari nelle seconde case a Jesolo o a Bibione, non so, sono 280 euro a testa, a piedi. Uno a Bibione non ci va a piedi, credo, o a Jesolo non ci va a piedi, ci va in macchina. Beh, in macchina sono 380 euro a testa, se paghi subito, entro 30 giorni, e se sei in 4, dico che non dovresti neanche stare per le distanze, eccetera, ti becchi 380 per 4, poi, cioè adesso noi gli uomini per fortuna della stradale, di carabinieri, insomma, eleveranno una infrazione credo, ma però la norma potrebbe essere anche applicata così. Considerate poi, e poi ho finito, ma è la realtà, cioè se uno addirittura è recidivo ed è in macchina, sono a testa dai 600 ai 6.000 euro a testa. Che vuol dire che se vuoi andarsi a una casa in spiaggia, te gasi e ciave a casa e anche la macchina e ti dici ok, però ci confidi io. Ecco, lo dico perché prima di evitare situazioni che vanno oltre il kafkiano, dai, cerchiamo di resistere un altro po', speriamo anche che la questione passi in fretta. Io vi do anche i dati oggi dei nostri controlli della polizia stradale, della polizia locale di ieri. Ieri abbiamo controllato 600 persone. Siamo arrivati a controllarne 4.520 da quando è cominciato e ieri abbiamo sanzionato 20 persone con cifre del genere, insomma uno resta veramente colpito e affondato direi. E abbiamo, anche qua c'è un conto corrente, credo che sia, ma non so, mi sembra che sia intestato, dunque vediamo un po', cioè queste multe che vengono esatte è intestato, ma no, questo è il dato. Sì, è intestato alla Regione Veneto, IBAN della Regione Veneto, caso violazione di ordinanze regionali.
per il caso mai che non dite come usiamo i soldi comuni, perché non vanno ai comuni neanche questi. E persone denunciate ieri per altri reati, una, droga. Poi abbiamo controllato 53 esercizi commerciali e abbiamo trovato esercizi commerciali, aziende, eccetera, abbiamo trovato tutto in ordine. Vedete la slide qui. Ok, quella della polizia locale l'ho detta. La notizia della giornata, all'inizio dico, stamattina abbiamo fatto l'incontro di tutte le mattine alla cabina di regia con tutti i dirigenti e con le varie persone che coordinano le case di riposo, le pulizie, il traffico, la polizia e quant'altro. Direi che vanno ringraziati insomma tutte queste persone, tutte le mattine alle 8:30 puntualissimi si fa sta riunione, dura un'oretta di solito, qualche volta un po' più, un po' meno, ma sostanzialmente questo. Ancora dalle case di riposo mi dicono che abbiamo tamponato tutti, e compreso anche, abbiamo fatto sia tamponi che i test, quello con la goccia di sangue. Stiamo aspettando i risultati. A oggi non abbiamo, tranne 2 casi, insomma, tra l'altro sotto controllo da tempo, non abbiamo niente nelle nostre case. Ci sono altre, c'è una casa di riposo a Chioggia, una a Fiesso d'Artico e una a Zelarino che non è gestita dall'IPA, stiamo seguendo, cioè l'ASL ovviamente che segue, noi siamo andati anche a igienizzare intorno, stiamo aspettando i dati di questo, abbiamo organizzato un presidio all'interno perché eventualmente si possono tenere gli anziani, eventualmente dovessero essere positivi o aver contratto un'infezione e magari essere, diciamo, non portatori, in una zona comunque di isolamento all'interno. Abbiamo tutte le prescrizioni, abbiamo fatto tutti i progetti, ogni edificio, assieme all'ASL ovviamente, l'ASL che poi coordina tutto, però voglio ringraziare tutta la nostra struttura perché anche quella di tutte le persone che vanno a casa, continuare ad assistere le persone in difficoltà, perché devo dire con sprezzo del pericolo, per dirla vera, insomma, e anche però con grande spirito di corpo, insomma, ecco, perché vi ringrazio di cuore e do un grande abbraccio, ovviamente simbolico, alle persone meno giovani che però ci guardano, che insomma, ecco, sappiate che noi stiamo lavorando, non dichiarando, stiamo lavorando perché tutto sia e finisca bene, insomma, ecco. Per cui questa è un po' la mattinata. Poi abbiamo fatto una riunione con tutti i sindaci della città metropolitana, vabbè, ci siamo un po' parlati sulle norme, su quello che manca e così via, un po' l'abbiamo già detto. Stiamo predisponendo un documento, noi abbiamo già mandato una serie di proposte al governo per quello che riguarda gli enti locali. Ovviamente sapete l'aggiornamento che abbiamo fatto ieri con De Caro, ieri l'altro anzi, si erano rotte le trattative col governo, non so se ci sono interlocuzioni per riprendere la trattativa. L'ANCI e l'UPI, le 2 associazioni che rappresentano i comuni, le città metropolitane e le province, hanno avanzato in maniera disperata quasi, in maniera corale, degli appelli pratici al governo. Per il momento non sono stati accolti, siamo fiduciosi che lo siano, ma a oggi non c'è nulla. Speriamo, appunto, insisteremo. Adesso noi stiamo predisponendo un documento con tutti i sindaci che raccolga anche la specialità veneziana, perché dal nostro punto di vista, oltre al problema degli enti locali, ripeto, a oggi siamo a zero, non si è capito ancora niente, o comunque non abbiamo avuto sentore che sia capito cos'è il dramma della filiera turistica. La filiera turistica è un dramma reale, concreto, sicuro, cioè non è che uno dice ah, non lo sapevo, non l'avevo capito, no, te lo sto dicendo ormai da quando ho cominciato il programma, sono 18 giorni, non è arrivato niente. I 600 euro sono veramente, ecco, diciamoci la verità, insomma, una partita via 600 euro e tanti non riescono neanche a ritirarli, insomma, io ancora non so chi li abbia ritirati, ma sicuramente l'INPS è andato un po' in tilt in generale. Mi sembra di capire che quello che avevo detto fin dall'inizio, che il problema delle casse in deroga non era finanziato per il momento, la procedura è troppo machiavellica, è troppo complessa. Ieri l'ordine dei consulenti del lavoro ci hanno mandato una lettera ufficiale dicendo non siamo in grado di inserirci i tempi, la farraginosità del sistema, le complicazioni del sistema non stanno dando soddisfazione a quelle persone. Allora ci sono delle aziende che riescono a coprire, perché hanno una liquidità ancora, riescono a coprire queste prime settimane di cassa e per cui anticipano i soldi per poi vedersi rimborsare dall'INPS. Bene che lo facciano, ovviamente, chi può farlo, ma tanti non riescono, molti sono casse in deroga dove non c'è assolutamente nessuno che riesce a anticipare, per cui questi devono contare sui rimborsi dell'INPS
e sono a zero totali. Il dramma della filiera turistica, non finirò mai di ripetere, speriamo che poi qualcuno non si svegli dicendo ops, ci siamo svegliati, è che continuerà anche dopo che sarà decretato il fine del momento di crisi. Ecco perché dico attenzione, facciamo almeno ripartire le fabbriche, cominciamo almeno a tenere botta su chi può non mandare in cassa integrazione e far tornare a lavorare la gente, perché rischiamo di non farcela a sostenere tutti. La filiera turistica, la cassa integrazione e le casse in deroghe delle aziende specificatamente della filiera turistica devono essere garantite non per 9 settimane, 13 settimane, ma evidentemente per tutto un anno, 12 mesi, perché questi cominceranno di nuovo a riprendere il fiato fra un anno. Avremo un percorso molto buio, dobbiamo essere tutti quanti attenti e misurati su tutto. Noi abbiamo fatto un accordo, lo trovate su Dime, insomma, che è la nostra piattaforma, lo dico anche agli altri sindaci, agli altri comuni, agli altri cittadini, a tutti. C'è una piattaforma che è Dime del Comune di Venezia, la trovate www su internet dimecomunedivenezia.it. C'è un accordo a cui potete fare riferimento con la Croce Rossa che abbiamo fatto come comune per un servizio di aiuto psicologico, di ascolto, di specialisti psicologi, non gente improvvisata, che sono personaggi e persone che hanno esperienza nell'affrontare appunto terremoti, situazioni di particolare gravità molto rapide, per cui cioè, si precipita la situazione di reddito. Qual è la parola di conforto, l'unica che riesco a dire con altrettanta convinzione, come sono convinto dei problemi? Dico anche che usciremo sicuramente, altrettanto vero, Venezia con il suo marchio, con il suo nome, eccetera, sicuramente usciamo, ma non prima di un anno. Per cui i tempi di quanto è, questo dipenderanno anche da noi, dipenderà dall'epidemia, da quando anche l'OMS dichiarerà chiusa l'epidemia mondiale, perché la pandemia mondiale impedirà ad americani, cinesi, russi, arabi di spostarsi, questo è evidente, gli aerei stessi sono a terra, ma insomma comunque un po' di mercato interno, un po' di fiducia e poi un po' di azione che sicuramente faremo come città metropolitana, come Comune di Venezia, come comuni che vorranno aderire a fare massa critica assieme, sicuramente ci butteremo a fare questa cosa, ma lo vogliamo fare dopo che l'OMS ha chiuso la pandemia, prima sarebbe una cosa tra l'altro stucchevole, ridicola, senza senso. Questo è sicuro che ci attrezzeremo e faremo un inverno veneziano, racconteremo la nascita di Venezia per tutto l'inverno, partiamo da settembre, cominceremo, però adesso ci aspettano 2-3 mesi di buio profondo. E per cui su questo noi chiediamo appunto l'aiuto con la comprensione, almeno la protezione delle persone. Noi abbiamo preparato, stiamo preparando un documento, quello del comune abbiamo già ovviamente inviato, eccetera, però vogliamo anche condividerlo, farne uno se è possibile con le categorie, con i sindaci, per poi portare al governo le nostre esperienze. Noi diventeremo probabilmente capofila delle città turistiche che chiederanno una norma specifica per la filiera turistica. Va bene, oggi il lavoro poi è stato di fare, abbiamo fatto una conferenza stampa come avevamo anticipato perché ho firmato l'ordinanza numero 9 come commissario, in qualità di commissario all'acqua, all'alluvione, all'acqua grande di novembre. Oggi abbiamo, tra qualche ora insomma, sarà pubblicata, la troverete sul sito del commissario, ecco qua, www.commissariodelegato.venezia. Questo, se volete trascriverlo, insomma, è il sito del commissario, dove verrà pubblicata, è stata pubblicata l'ordinanza 8 dell'altro giorno, dove accertavamo i 104 milioni che dicevo che completano l'iter della messa in sicurezza come risorse economiche. Su questa, sulla numero 9, che verrà, ripeto, pubblicata nelle prossime ore, appena viene certificata e bollinata, rappresenta la situazione, diciamo, della modalità con cui ricevere i rimborsi per chi ha fatto domande, per chi ha diritto. Allora io però intanto ovviamente ve la anticipo, ve la spiego e qui dovremmo avere delle slide, credo che ci dovrebbero aiutare, immagino. Allora, ecco qua, questa è la slide, diciamo, in qualche modo riassuntiva, dopo, essendo questa trasmissione sia su Facebook e anche su Televenezia va in replica, Televenezia siamo sul digitale, al 71 e al 191 del digitale, però siamo anche su Facebook, per cui uno può tranquillamente fare il fermo immagine e tenersi i documenti, insomma questo è utile anche come strumentazione operativa. Considerate che su Televenezia andiamo in replica poi alle 8:30 di sera, alle 11:30, alle 23:30 e alle 8 di domani mattina, per cui questa trasmissione continua a essere ripetuta per chi vuole vederla in altri orari. In ogni caso questa tabella riassuntiva dice in sostanza
che il totale economico delle pratiche di rimborso chieste per la lettera C, ormai a Venezia si sa cos'è la differenza tra lettera C e lettera E. La lettera C è quella del primo soccorso che va a ottemperare con i finanziamenti direttamente alla protezione civile. Non è mai stato fatto una procedura di questo tipo. La protezione ha avuto fiducia, si è fidata, abbiamo messo in piedi un programma perché tutto abbiamo noi fatto rendicontato, assunto e rendicontato tutto con un sistema appunto informatico, cioè non c'è carta che gira. Ovviamente tutto quello che noi abbiamo fatto fino adesso, tutte le richieste fatte, tutta la procedura burocratica è assolutamente sorvegliata dalla Guardia di Finanza che liberamente può fare controlli da remoto, operativamente, nelle case, nelle aziende dove meglio crede per controllare. Questo è già un accordo che abbiamo fatto il 4 dicembre e ringrazio il comandante e gli uomini della Guardia di Finanza. Adesso siamo all'atto pratico, cioè la liquidazione della lettera C. C'è anche la lettera E. La lettera E sono i danni che superano i 5.000 euro per i privati e i 20.000 euro per le imprese, cioè superiori, e così lo racconto, c'è la possibilità di asseverare, perché senza asseverazione qui i danni non sono neanche appunto rendicontabili, può essere data l'asseverazione, abbiamo fatto un ulteriore slittamento entro il 31 ottobre di quest'anno, per cui avete tutto il tempo di avere un vostro tecnico abilitato che assevera il danno che avete ricevuto. Questo però va nella lettera E come rimborso. Su questo sarà poi, una volta che noi rendicontiamo quei rimborsi, cioè il commissario fa un lavoro di chiusura di tutto quanto il processo, sarà poi il governo e i consigli dei ministri a decidere in che misura quei danni vengono poi rendicontati e possono essere accettati e finanziati. Questo non lo sappiamo, lo vedremo. Certamente a seconda dei vari costi verrà data una percentuale, ci si riferisce spesso ai terremoti, ma questo non possiamo saperlo. Certamente invece queste risorse, in questo caso il totale di 46.953.000, questo è nelle nostre disponibilità adesso e per cui possiamo dire che le imprese che hanno chiesto rimborsi appunto in lettera C, cioè sotto i 20.000 euro cada una, sono 3.258 imprese. E i privati che hanno chiesto rimborsi per cifre sotto i 5.000 euro sono 3.658, vedete circa metà e metà come numero. Poi però il totale ovviamente si diversifica perché alle imprese vuol dire ristoranti, negozi, attività di pubblici esercizi eccetera, portano a casa un rendicontato 37.133.000 di danni e i privati 9.820.000. Qui abbiamo fatto anche nel cartello una divisione per così comodità, per leggere un po' quello che è successo, dove sono avvenuti i danni, cioè dove sono stati chiesti i danni in lettera C. Allora la zona del quartiere di San Marco, Castello, Sant'Elena e Canareggio hanno rendicontato un complessivo di 25.209.000 euro, diviso tra 21 milioni di imprese e 3 milioni e 8 di privati. Il quartiere d'Orso Duro, San Polo, Santa Croce, Giudecca, Saccafisola ha rendicontato un danno lettera C, stiamo parlando della lettera C, di 14.668.000 che è diviso tra 11.253.000 le imprese e 3.400.000 i privati. A Pellestrina, San Piero in Volta, 2.726.000, sempre soltanto lettera C ovviamente, divisi tra 1.025.000 per le imprese. Qui è l'unico dato dove vedete è diverso, dove i privati hanno avuto grandi danni, ci sono molti privati, infatti i privati sono 1.700.000 euro di danni registrati. Lido, Malamocco e Alberoni 1.544.000 complessivo, 1.169.000 per le imprese, è che parlo da 18 giorni, per quello non dovrei essere ancora in stato preoccupante, insomma. Malamocco dicevo 1.169.000 per le aziende e 375.000 per i privati. Poi abbiamo Murano e Sant'Erasmo, qua per un totale lettera C di 1.347.000, di cui 1.115.000 le imprese e 231.000 le persone.
Burano, Marzorbo, Torcello 854.000, di cui 594.000 per le imprese, 259.000 per i privati. Altro, cioè altre sedi, tutti i danni ovviamente sempre nella zona, sono 600.000, divisi 566 imprese e 35.000 i privati. Questo cosa succede? Che facendo questo, c'è la successiva slide, voi vedete l'ordinanza nuova, spiega, aspetta qua me l'hanno organizzata diversamente, non importa, va bene così. Allora dice in sostanza, dopo ve la leggete, così è tutto dettagliato, anche cosa è rendicontabile, cosa no, insomma ve la stampate, ve la leggete, dopo rimettiamo alla fine di questa, rimettiamo il sito del commissario dopo. Allora, tre cose sostanzialmente: i rimborsi presentati in lettera C verranno liquidati progressivamente per garantire l'immediato sostegno alla popolazione e alle attività economiche. La liquidazione delle domande sarà possibile anche parzialmente, questa è la vera novità, solo se comprovata almeno il 30% della spesa. Cosa vuol dire? Siamo riusciti, insomma, parlando con gli uffici del commissario della protezione civile Angelo Borelli, che continuerò sempre a ringraziare, lui e tutta la sua squadra, per la grande collaborazione con i nostri uffici, e ringrazio anche, già che ci siamo, le 30 persone che tutto il giorno lavorano sull'ufficio del commissario per appunto dare una mano ai privati e alle imprese per rendicontare, per spiegare tutti i vari procedimenti che dopo vi dirò che vanno fatti. Vediamo se trovo, eccolo qua, la fase di preistruttoria, che poi vediamo dopo. Cosa succede? Abbiamo detto, ci sono già delle aziende o dei privati che hanno già rendicontato tutti i loro costi, cioè ci hanno già dato tutti gli scontrini, tutte le fatture, tutti i pagamenti, quelli la settimana prossima, cioè entro la fine della settimana prossima, verranno liquidati in automatico sul loro conto corrente. Perché la prossima settimana quelli che hanno le operazioni chiuse lo facciamo già il bonifico. Iniziamo entro fine settimana. Ma anche qual è la novità? Anche tutte le persone o le imprese, sempre lettera C, che hanno rendicontato almeno il 30% del costo. È successo che il coronavirus magari ha fermato gli acquisti delle persone, non sono riusciti a finire, c'è anche scarsità di liquidità, a dirla tutta, noi facciamo questo meccanismo, non è mai stato fatto un sistema di pagamenti così veloce, tant'è che la protezione civile ci ha chiesto il programma, tutto il programma su cui noi abbiamo poi registrato i danni, controllato, eccetera, eccetera, ce l'hanno chiesto e probabilmente diventerà una delle ossature del nuovo sistema di rimborsi sui prossimi eventi catastrofici, speriamo non ce ne siano, ma in Italia purtroppo ci sono. E per cui stiamo facendo scuola. Cosa succede? Diventa molto rapido se ci avete già dato almeno il 30% della spesa, dato vuol dire rendicontato, siete già andati a spendere quei soldi, avete almeno il 30%, meglio il 50%, così col 50% poi ti paghi l'altro 50%, insomma mi sembra evidente. Oppure uno fa un piccolo finanziamento, quel finanziamento che pagherai a rate, non so, dico io 30 volte, 30 mesi, ti compri la roba, hai lo scontrino, la ricevuta, quello che è, ce la dai, noi ti liquidiamo tutta la somma, perché quello ci liquidi, te la paghiamo tutta subito e quei soldi te li tieni per liquidità e poi pagherai il finanziamento a rate, potrebbe essere un'idea. Comunque insomma abbiamo ottenuto questo risultato e in altro caso se uno ha solo i soldi, a metà soldi, paga metà, noi gli rimborsiamo una parte, quella che ha rendicontato e poi con l'altra a saldo verrà dato il resto, a saldo quando ci porterà tutto il resto. Abbiamo fatto tutta una procedura anche di velocizzazione, ecco dicevo le fasi, se vogliamo cambiare slide, c'è quella della fase preistruttoria, vabbè questa l'avevamo detta, fase preistruttoria, avete saltato una slide prima, non importa, eccola qua, fase preistruttoria, controlli formali automatizzati su dati forniti, quindi siamo andati a verificare se uno era residente, insomma se erano giuste i codici fiscali, queste cose qua. Poi c'è una fase istruttoria, cioè il controllo da parte di operatori sulla regolarità delle domande, c'è una fase di approvazione, pubblicità degli atti, liquidazione dei contributi. Diciamo che come dato all'incirca, nel senso che non è precisissimo perché magari in questi giorni riusciamo anche a vedere altre conclusioni, siamo circa su 300 domande tra privati e aziende che sono state che hanno già pagato tutto e queste sono finite. Non sappiamo ancora quante siano quelle parziali, ma anche quelle metteremo subito in pagamento man mano che appunto le approviamo e abbiamo appunto dato corso a questo. A quel punto c'è la liquidazione appunto dei contributi sui conti correnti che ci sono stati dichiarati. Per cui se volete mettere la slide di nuovo
del sito del commissario, così si possono leggere, eccola qua, si possono leggere, si legge l'indirizzo del sito del commissario. Il commissario ha un sito e qui vengono pubblicate le ordinanze. Poi comunque c'è sempre 041, c'è il sito Dime, dove poi sentiamo, vedremo se ci sono eventuali dubbi, domande, magari risponderò direttamente in questa trasmissione, così semplifichiamo le cose. Sicuramente abbiamo fatto uffici di prossimità dappertutto, sulle isole, in centro storico, eccetera. Dobbiamo ringraziare le categorie, sia i CAF dei sindacati, sia tutte le categorie che ci hanno aiutato, proprio tutti i professionisti e le categorie economiche, ad accompagnare quelle aziende o quei privati che non volevano farlo da soli. Ma il sistema è comunque un sistema informatico, tant'è che tanti cittadini o tante imprese lo hanno fatto da soli, senza bisogno di nessuno. E questo è secondo me una cosa molto importante, è la stessa cosa con cui abbiamo fatto i buoni. Poi vedremo la distribuzione dei buoni, è tutto in trasparenza, per cui diventa rapida e diventa anche molto facile, cioè molto semplice, insomma, molto rapida, ecco, non mi veniva, molto rapida. In trasparenza diventa molto rapida. Adesso io penso che possiamo mandare il video l'avevamo già mandato, mandiamo più niente, facciamo entrare l'assessore senza video e l'assessore alle politiche educative Paolo Rumor, che saluto, ciao, si mette sull'angolo, che ci saluta col braccio. Ciao Sindaco, così, ciao, ecco, Sindaco, buonasera a tutti. Ecco, io lascerei la parola perché ieri abbiamo approvato in giunta l'avvio della procedura per i centri estivi, cerchiamo di capire di cosa si tratta e insomma ci sono anche delle immagini, credo, di bambini. Assessore, spieghi un po' cos'è, sì. Poi anche l'altra notizia sull'incremento delle iscrizioni, sulle iscrizioni alle scuole per l'infanzia, insomma su quello che abbiamo visto migliorare man mano, anche se in silenzio, dice, la foresta cresce, fa più rumore un albero che cade della foresta che cresce, questo è certo. Assessore, sì, a te la parola. Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Cerchiamo di cominciare a dare uno sguardo anche oltre questo periodo, sperando che presto si comincino a modificare le regole restrittive e in ogni caso noi, per farci trovare pronti, facciamo partire la macchina organizzativa dei centri estivi. Ovviamente sempre per l'ipotesi che le misure restrittive per il coronavirus consentono di fare queste attività, ma noi cominciamo a metterle in cantiere perché altrimenti poi all'ultimo momento non saremo in grado di farle partire. Cosa sono i centri estivi? Sono quei centri dove i bambini dai 3 agli 11 anni possono durante l'estate iscriversi e fare tutta una serie di periodi e soprattutto di attività didattiche, attività creative manuali, attività svolte all'aria aperta, attività sportive, insomma tutta una serie di attività con cui possono passare la giornata iscrivendosi per 1, 2 o più settimane. È un sistema organizzativo che si basa sul fatto che il Comune gratuitamente mette a disposizione delle sedi scolastiche che durante l'estate sono vuote, le mette a disposizione delle associazioni. E qui c'è una cosa che può essere interessante: come scegliamo le sedi scolastiche? Ecco, qui l'aspetto fondamentale e determinante è che devono essere delle sedi scolastiche non sede di lavori durante l'estate, perché ogni anno sapete che cerchiamo di portare avanti numerosi lavori di manutenzione e di abbellimento delle nostre scuole, ovviamente durante il periodo estivo. Quindi bisogna fare un calendario che tenga conto di queste esigenze e si individuano una serie di scuole sul territorio. Per esempio a Venezia, in centro storico, quest'anno abbiamo scelto la Zambelli perché ha un bel giardino in cui i bambini possono stare anche all'aperto e poi soprattutto è vicina a Piazzale Roma. Perché? Perché oltre che nelle scuole quest'estate lavoreremo molto anche con dei lavori di straordinaria manutenzione nei centri di cottura, per cui i centri di cottura del centro storico non sono disponibili e dovevamo trovare una sede che potesse essere raggiunta in tempi rapidi dal centro di cottura, da uno dei centri di cottura di terraferma. Ecco perché il centro estivo di Venezia Centro Storico è stato posizionato alla Zambelli. I centri estivi poi funzionano appunto che noi adesso mettiamo sostanzialmente a bando le sedi e le associazioni, le cooperative o alcuni soggetti economici del territorio con comprovata esperienza che da tanto tempo lavorano col Comune di Venezia con elevata qualità e soddisfazione da parte dell'utenza partecipano e possono fare appunto un'offerta basata su un progetto educativo.
e le tariffe per quest'anno che queste associazioni possono poi praticare alle famiglie sono rimaste invariate come l'anno scorso e sono ferme da parecchi anni. Parliamo sostanzialmente di 110 euro, la tariffa massima per 2 settimane a tempo pieno. Le abbiamo tenute ferme anche quest'anno. Poi ci sono una serie di discorsi che possiamo fare di contorno ai centri estivi, perché il Comune cerca poi di mettere in atto delle iniziative per facilitare non solo l'esecuzione dei nostri, ma i centri estivi di tutti, quelli dei GREST, delle associazioni sportive. Ecco allora che ogni anno creiamo una brochure, un vero e proprio catalogo, dove mettiamo dentro, come dicevo, i nostri, quelli delle associazioni sportive, i GREST, e li diamo a tutte le scuole, in modo che ogni bambino, ogni famiglia possa guardarsi il catalogo. Chiaramente quest'anno vedremo cosa riceveremo come offerte da parte di tutti, perché è chiaro che tutti sono un po' alla finestra per la stagione che sta per partire. Bisogna vedere cosa dicono le autorità sanitarie, appunto. in questo senso, cioè, non sappiamo fare date, però noi comunque abbiamo iniziato la macchina, è partita. È evidente che è tutto quanto relativo poi a quelle che saranno le decisioni sanitarie, queste sono... Esatto, chiaramente noi ci facciamo trovare pronti, è un'organizzazione che deve partire adesso, altrimenti poi nel momento che la macchina sanitaria ci dicesse ok e non fossimo pronti... Sì, non abbiamo fatto il contrario, noi invece che aspettare che ci dicano via e poi ci troviamo impreparati, partiamo adesso e eventualmente ci siamo preparati troppo presto. Esatto. Altrettanto facciamo con delle iniziative in tutte le ludoteche del Comune, che lo stesso fanno sostanzialmente delle attività analoghe a quelle dei centri estivi, così come nel centro di soggiorno Morosini al Lido. Qui possiamo, magari un'altra volta ne parleremo più a fondo, ma possiamo aprire una parentesi. Al Lido il Comune ha un centro estivo, il centro di soggiorno Morosini, dove i bambini, ma poi c'è anche tutto un aspetto legato alla terza età, ma oggi parliamo di bambini, possono trascorrere proprio delle settimane di soggiorno, quindi di giorno e di notte, e anche qui con tutta una serie di attività e di animazioni di ottimo valore sia educativo che sportivo, come attività motorie. E è un centro di soggiorno veramente molto bello, è un'ottima opportunità di cui magari tante volte non si parlano o non si parla abbastanza, con un servizio di trasporto organizzato sempre dal Comune e dal centro di soggiorno, per cui i bambini di tutto il Comune, quindi dalla terraferma, dal centro storico, trovano un mezzo che li preleva al mattino, li porta fino al Lido in barca, c'è il pontile proprio vicino al centro Morosini, e possono fare la giornata lì e poi tornare indietro alla sera. E insomma questo è un po' il quadro dei centri estivi che abbiamo fatto partire appunto con questa logica di guardare già oltre e di essere pronti se ci daranno il via. Sì, dai, speriamo. E poi c'è il discorso delle scuole, avevamo il dato, sì. Noi abbiamo visto, lo dico perché me lo sono scritto da qualche parte qua, il numero che è aumentato, noi abbiamo guardato, quest'anno saranno 1203 bambini che frequenteranno, diciamo, il prossimo anno scolastico, nel 2020-2021, e nel 2018, perché abbiamo fatto un confronto col dato che avevamo, sono 1139, sono 64 bambini in più. Nel Comune di Venezia, nelle 18 scuole del Comune di Venezia. Questo è un dato molto importante, è un dato che è sostanzialmente certo e stabile da venerdì scorso, quando si sono chiusi i termini per le conferme delle iscrizioni, perché sono due termini diversi. Il primo è quello per iscriversi e poi viene chiesto nuovamente ai genitori la conferma sulla base di quella che sarebbe la sede in cui i bambini effettivamente potrebbero andare. Qua si vede che stiamo da fuori con Velta, abbiamo igienizzato tutte anche le scuole, continuiamo a sanificare scuole e anche le case di riposo, cioè in maniera tale che dall'esterno facciamo un lavoro anche di igiene, insomma. Scusa, ho visto le slide, per cui prego, scusa. Ecco, quindi è questo, e soprattutto il fatto che adesso, e non prima, e non 10-15 giorni fa, quando qualche persona ha già cominciato ad agitarsi, ma adesso che i dati sono certi e stabili, abbiamo potuto fare i conti e questi numeri ci consentono addirittura di aggiungere una scuola in centro storico nella scuola di Sant'Elena, nella scuola di infanzia di Sant'Elena, che quindi passa da 2 a 3 sezioni, e mentre in 2 sezioni ci sarebbero stati 25 più 25 bambini, ne restavano fuori 9, riusciamo a fare 3 sezioni e quindi a farli stare dentro tutti, e soprattutto che dopo molti anni in cui noi comunque abbiamo tenuto stabile il numero delle sezioni anche quando i numeri dei bambini all'inizio del nostro mandato calavano, noi abbiamo tenuto stabile il numero di sezioni perché calando i bambini, tenendo stabile il numero di sezioni, facevamo sezioni più piccole, quindi più alta la qualità dell'insegnamento, investendo quindi sul personale. Soprattutto avevamo aperte le scuole, cioè
già, mi sembra Saccafiso l'abbiamo tenuta aperta con 9 bambini, Esatto. vuol dire, è un servizio, ci rendiamo ben conto quando fanno il discorso dei risparmi, si risparmia dove si può, certamente non sui bambini, questo noi l'abbiamo dimostrato, cioè non ti dichiararlo, Sì, però sì. la classe... Lo possiamo resterà dire anche il prossimo dopo averlo anno. fatto. Bravo, esatto, lo diciamo dopo, invece questi a parte, vabbè, Sì, insomma, esatto. discorso Sì, appunto lungo. alla Giudecca, alla 25 aprile, anche quest'anno resterà aperta con 9 bambini, perché noi crediamo fortemente in questo discorso che è quello della diffusione territoriale, della vicinanza alle famiglie a cui diamo Bravo. il servizio. Insomma. Grazie Assessore, grazie mille. Passiamo a un'altra informazione, parliamo dei buoni spesa, tanto per dare un po' un'informazione. Abbiamo un video qui che racconta 2 o 3 cose e poi passiamo a ringraziare anche le associazioni che ci stanno aiutando nella consegna in questi giorni, stiamo andando da tutti, anche qui abbiamo fatto una richiesta in trasparenza, abbiamo avuto più di 3.000 domande, abbiamo processato tutto in maniera anche automatica rispetto ai residenti, abbiamo un gruppo che sta lavorando, una cosa bellissima da vedere, anche i dipendenti comunali sono offerti di venire a lavorare volontariamente, insomma è stata veramente una bella chiamata, ci siamo organizzati al casino, l'ho fatto vedere ieri, qui timbri e tutto, sentiamo il video adesso, stanno partite le consegne. Poi la portano casa per casa, gli indirizzi delle persone, per cui una macchina organizzativa pazzesca in tutta la città, nelle isole, nel centro storico, con una serie di presidi che sono necessari per loro. Li ringrazio di cuore, tanti giovani ovviamente, abbiamo lasciato a casa gli anziani, ringraziamo sempre le associazioni, io qui adesso ho l'elenco che leggerò perché posso già cominciare. Sono in audio io Paolo? Ok. Allora già cominciamo, anche se poi vedete anche intanto che scorrono le immagini, vorrei ringraziare le associazioni Avis Burano, quelli del sabato sera di Murano, l'associazione sportiva Riva Malcontenta, Comitato Quartiere Pertini, associazione volontari Lido, associazione Banco di Solidarietà Renato Scarpa di Pellestrina, gruppo Magna e Bevi, Catene 2000, Marghera 2000, Basket Gazzera, Basket Favaro, cioè qui ci sono proprio venuti tutti quanti, cioè abbiamo lanciato l'appello e le associazioni hanno risposto, così non abbiamo gravato la protezione civile che già veramente sta facendo i miracoli per portare a casa da mangiare alla gente quarantenata, tutti i problemi che abbiamo poi per portare i pasti, per portare la roba, anche le immondizie, insomma c'è un lavoro enorme che stanno facendo, grazie a queste associazioni. Poi continuando, l'associazione Maratonella di Campalto, il Comitato Festeggiamenti di Zelarino, l'associazione Ciani Forever, Palestra Club Delfino, gli amici gondolieri della Giudecca e Remiere, Cus Venezia, Scout NGJ, Polisportiva Teraglio, l'associazione Amici della Laguna del Porto, associazione Lagunari, giovani volontari della parrocchia di Carpenedo, Don Mario e volontari di Sant'Erasmo. Io veramente vi dico grazie di cuore da parte di queste persone a cui portate un conforto, un qualcosa che comunque arriva direttamente. Ovviamente stiamo facendo un lavoro anche nelle parrocchie, daremo ai parroci, alle varie diocesi, alle varie gruppi di parrocchie, una serie di buoni, e questo è il buono che stiamo consegnando, ma anche derrate alimentari, e cerchiamo anche di tenerle nel periodo medio, perché noi ci immaginiamo che purtroppo sarà un periodo particolarmente difficile, lo dico anche alle persone che non riesco a chiamare, io chiamo tanta gente per confortare, per cercare di risolvere problemi anche individuali, che adesso non sto qua ovviamente a raccontare. A qualcuno non sono ancora riuscito a telefonare o a rispondere, sono in ritardo ma non riesco a fare più di questo, e adesso chiamerò quelli che mi mancano. Ci sono un'enormità di persone in difficoltà che hanno bisogno di una parola di conforto, tanti, ecco, non buttatevi giù, non buttatevi giù. Passa tutto, questo è sicuro, che sia difficile, non c'è dubbio, ma vi garantisco che passa, restiamo uniti tutti quanti, facciamo quello che si può, ci sono un sacco di azioni montate, non vi deprimete, assolutamente non dovete buttarvi giù, perché quando ci si butta giù, poi dopodiché si fa fatica a ritrovare il bando della matassa. Questa è la cosa che mi sento di raccomandare a tutti quanti: fate un sorriso, spostate il pensiero, non pensate a quel negozio, non pensate all'attività. Ecco, so benissimo che non si, cioè, ecco, capisco, non è che sia facile, però qualche momento la testa deve uscire da questa cosa qua, magari guardate il bambino, fate un sorriso.
ci chiamate, ci sentiamo, troveremo, adesso piano piano ce la faremo, tenete duro insomma, tenete duro. E, bene, adesso c'è anche l'elenco degli esercizi dove si possono fare appunto le consegne fanno consegne a domicilio, per cui voi potete fare acquisti senza dovervi muovere da casa. E qui diciamo adesso senza fare tutto l'elenco, vedete sono distribuiti dappertutto, ci sono addirittura già anche altri comuni, insomma ormai è una lista che potete trovare facilmente su Dime. Ai commercianti che non lo sanno, dico di altri comuni, di gente che non ha pensato fino adesso ma vuole cimentarsi, cosa che io consiglio assolutamente, non è una questione di business, è questione di cambiare paradigma di vendita. Può succedere che quei clienti resteranno perché si trovano bene e secondo me dopo diventerà proprio l'esplosione dell'e-commerce, cioè è stata confermata per il futuro. Poi dentro qui trovate l'elenco per sapere anche dove si trovano i negozi. E vedete qua servizi di consegna a domicilio Covid-19, ma anche sull'altro pulsante dove c'è scritto registrazione servizi di consegna a domicilio Covid-19, quel pulsante serve per potersi registrare per le aziende che decidono di inserirsi, che poi finiscono in automatico nell'elenco. Qui dovevamo riscontrare un certo successo dell'appello che abbiamo dato l'altro giorno, cioè si sono iscritti, a oggi sono 4 vivai, considerate che sono stati chiusi dalla Regione Veneto venerdì, e in questo momento è il momento della semina negli orti o del trapianto delle piantine da orto. Ecco, ci sono 4 vivai che adesso trovate in questo elenco che si possono vedere da casa e potete ordinare le piantine, dovrete parlare con loro, insomma, però ecco, una cosa sia chiara, l'orto deve essere dentro casa vostra, non può essere un orto da un'altra parte, non c'è motivo e non si può uscire per questo. Però lancio ancora un appello che se ci sono altri vivai che vogliono partecipare si iscrivano, perché sappiamo che per loro il florovivaismo è stata una delle filiere che maggiormente è stata penalizzata, ha buttato via tutto, c'è gente che ha buttato via tutto, perché ci sono anche i fiori, non solo le piantine da orto. Però insomma è anche un segnale per fare qualcosa, per tenersi in attività e così via, facciamolo. Ecco, adesso qui abbiamo un video di AVM, un video sulle sanificazioni, chiaramente li vogliamo ringraziare, lo faremo anche dopo. Facciamo vedere come tutti i giorni vengono sanificati i pullman, i battelli e anche il tram, insomma tutti i mezzi pubblici della CTV. Viene fatto anche nella TV, adesso abbiamo il video della CTV.
Ecco, ringraziamo AVM, il gruppo AVM, la CTV, Vela, tutto il gruppo per anche la disponibilità che hanno nei confronti di tutti, e volevamo far vedere ai cittadini che insomma si lavora costantemente per tenere igienizzati i mezzi. Ovviamente questo vale anche poi per i mezzi privati, per i taxi, ognuno si sta dando da fare, tra l'altro con costi che non si sa ancora a chi rendicontare. Speriamo che il governo poi faccia una norma su questo, perché c'è veramente scaricato tutto su di noi. Io penso ai costi, certo uno dice ma sempre i costi, sì, ma senza i costi queste società qua poi le chiudiamo, cioè non solo abbiamo ridotto i numeri e non potremo aumentare assolutamente niente di trasporto oltre a quello che c'è già, è già difficile così. Però ecco, per esempio nei mezzi, ricordiamolo di nuovo, bisogna entrare con la mascherina e con i guanti. Poi vediamo di non dare incandescenze, perché poi insomma bisogna tenere molta calma in generale, questo non è, ecco, la legge dice che ci vogliono mascherine e guanti, ed è la polizia locale, la polizia di Stato, i carabinieri. Ho visto e voglio ringraziare anche il corpo dei lagunari, tutti quelli che ci stanno dando da fare, ovviamente i carabinieri che fanno loro le ispezioni, fanno loro eventualmente i verbali, eccetera, che uno si mette a fare lo sceriffo così, ci sono le norme e le fanno rispettare le organi competenti. Questo è importante perché insomma non esiste che si possa aggredire il marinaio anche soltanto a parole, anche ho visto in coda persone, ovviamente c'è molto stress, questo è comprensibile, è chiaro. Calma e gesso, eventualmente lo dico a quello più intelligente, dico non rispondiamo alle provocazioni. Io non so qualcosa, perché cioè, la calma bisogna tenerla, è un valore importante in questo momento. Per cui grazie a loro, e ricordo ancora mascherine e guanti per i locali, per cui per i negozi, per i supermercati, per i mercati e anche per i trasporti pubblici, non si può entrare senza. Adesso io farei mandare il video del sindaco di Telio Veneto, Oscar Cicuto, che un po' ci racconta le cose che ha fatto il suo comune. Ascoltiamolo. Buongiorno a tutti dal comune di Telio Veneto. Niente, come stiamo passando noi questo periodo? In questo periodo, tra le varie difficoltà del nostro comune, siamo contenti perché abbiamo avuto molta gente che ci aiuta, molti volontari sono disponibili. Li abbiamo utilizzati in primis per quanto riguarda la distribuzione delle mascherine, parte fornita dalla regione Veneto, parte acquistata dal comune. Quindi in 2 giornate diverse abbiamo definito a chi destinare le mascherine, principalmente agli anziani e poi a tutta quanta la popolazione. Stiamo cercando di gestire il discorso dei buoni pasto, buoni spesa che da fornire alla cittadinanza. Stiamo lavorando e a brevi giorni pensiamo di risolvere il problema e di cominciare a fare la distribuzione. Ecco, noi su questo anche dopo abbiamo una slide che vi faccio vedere prima. Dopo il servizio che sto per mandare, adesso farei partire il servizio invece di Maria Teresa Senatore, sindaco di Portogruaro, che un po' anche lei racconta l'esperienza a Portogruaro. No, è il bello della diretta, non c'è il video. Vabbè, se non c'è il video, nel frattempo c'è il video. No, non c'è il video. Non abbiamo il video del sindaco, abbiamo lanciato un video che avevamo. Vabbè, succede adesso. Maria Teresa, domani ti faccio fare un video speciale, insomma adesso vediamo un po' come organizzarci. C'era ma non so dove è finito. Raccontava la consegna delle mascherine e il slittamento delle tasse, ma insomma ne parlerà in una prossima puntata, lo facciamo passare. E se abbiamo la foto che è arrivata prima dei pacchi, perché noi invece i buoni, sentivo prima, i buoni li abbiamo consegnati oggi. Ecco, sono arrivati i pacchi comprati dal comune, noi abbiamo diviso, sapete, avevamo avuto 1.370.000 da dividere, abbiamo scelto 300.000 euro di comprare dei latte alimentari, ci siamo fatti fare la grande distribuzione dei pacchi già confezionati, per semplicità ovviamente di utilizzo, il stesso diciamo, il contenuto che è standard è un contenuto studiato con i nutrizionisti, insomma con persone che lavoravano già con noi, con Ames. E ecco, sono arrivati i pacchi proprio qualche minuto fa, l'assessore Venturini a sinistra, vedete, con la mascherina, stanno scaricando il camion, ecco lì i volontari nel nostro magazzino, e questo verrà distribuito anche qui circuiti nostri, circuiti dei nostri vuol dire degli assistenti sociali, vuol dire delle parrocchie, vuol dire alle persone che hanno bisogno. Non è escluso, questa cercheremo di farle bastare, è arrivato, abbiamo diversi ordinativi, faremo in modo di avere sempre qualcosa per un periodo un po' lungo, insomma abbiamo scelto di non buttare i buoni dall'elicottero, ecco, non ci sembra il caso, assistiamo tutti in maniera
in maniera molto diretta. Tra l'altro devo dire che ci stanno arrivando un sacco di telefonate, di mail, di persone stupite perché si sono iscritti 2 giorni fa e oggi in questo momento qua hanno già ricevuto il buono a casa, e per cui insomma ci stanno ringraziando. Io rigiro questi ringraziamenti a voi cittadini perché i soldi comunque sono vostri. Siamo in chiusura e direi con una sigla diversa, vogliamo chiudere diversamente. Oggi è il giorno della Via Crucis e volevo leggere diciamo, la mail di accompagnamento di questa sigla che è un canto, un video che è stato fatto da Cristina Pustetto e Marco Toso Borrella. Leggo un pezzo, qualche stralcio di questa mail che mi ha colpito molto, li ringrazio anche per l'attenzione e la precisione del momento, e credo che anche questa sigla sia indicazione di una Via Crucis, ma anche di un percorso che dobbiamo fare. Lo scrivono meglio loro. In questa Pasqua così particolare abbiamo realizzato un video che unisce il racconto per immagini della Via Crucis di vetro di Marco Toso Borrella, esposta nella Basilica di Santa Maria e Donato di Murano, a racconto di musica e emozioni delle 250 voci della Big Vocal Orchestra, che ovviamente ringraziamo. Per noi questo video ha tanti significati, per tutti quei momenti di profonda difficoltà, quelle sfide apparentemente senza speranza attraverso le quali ci siamo sentiti accompagnare, per ciascuno di questi ostacoli che pensavamo impossibili da superare, per ognuna di queste montagne che tu, Signore, ci hai aiutato a scalare, come un urlo, il nostro canto, il nostro grazie. Ecco, hanno aggiunto, lo inviamo come augurio, come ringraziamento per il lavoro che state svolgendo per tutti noi. Vi ringrazio, vi ringraziamo tutti questi, anche che siamo qua. Un augurio per queste giornate particolari. Cristina Pustetto e Marco Toso Borrella. Io vi ringrazio di cuore e ringrazio tutti voi per aver realizzato questo video. È un video di qualche minuto, è un video sulla Via Crucis, ma un video che ci può dare una carica profonda e emozionale grande, e per cui vi ringrazio di cuore. Ancora una volta Venezia si testimonia qualcosa di speciale, di particolare. Facciamo partire il video e la sigla. Noi andiamo in replica, come dicevo, alle 8 di stasera su Televenezia, alle 23:30, domani mattina alle 8, canali 71 e 191 del digitale terrestre. Domani ci vediamo sempre alle 4 e sarà una puntata un po' particolare ovviamente, e poi per gli auguri di Pasqua di domenica, un buon augurio, una buona serata, buona vita a tutti quanti. so much to thank God for. So many wonderful blessings. So
That's why I praise you. Yeah, for this for wake me up this morning, for start me on my way, for let me see the sunshine of a brand new day, a brand new mercy, along with each new day. Oh, and that's why I praise you. For this I give praise. You're Jehovah Jireh. You'll be my provider. So many times you made me need. So many times you rescued me. Thank you, Father. You give to me each day. Oh, that's why I praise you. For this I give you. For this I give you every mountain. You brought me over. For every trial, you see me Ogni giorno alle 16 il sindaco di Venezia e area metropolitana Luigi Brugnaro è in diretta su Televenezia, Facebook e sul portale Venezia Radio TV. Gli aggiornamenti, le notizie, le risposte alle domande più frequenti su quanto sta succedendo in tempo di coronavirus.
Inviate le vostre domande a andratuttobene@comune.venezia.it. La trasmissione televisiva sarà replicata alle 20, alle 23:30 e alle 8 del mattino su Televenezia.